E allora eccoci qua, ultima parte di questa tranche della nostra trasmissione che dedichiamo al Covid-19. Allora io volevo mettere in evidenza un'altra cosa, lo facciamo con un contributo che è il numero 3, perché abbiamo parlato dell'approvvigionamento dei vaccini, l'Europa acquista, diciamo, tra virgolette, fa dei contratti a nome di tutti i paesi, le case nel contratto ci sono alcune clausole e una di queste è particolare. Vediamo il servizio. L'industria farmaceutica sta lavorando duramente per sviluppare un vaccino contro il Covid-19, ma vuole anche proteggersi contro potenziali cause legali. Nei contratti in via di negoziazione con la Commissione europea sono state inserite delle clausole che scaricano sugli Stati membri la responsabilità condivisa nel caso in cui il vaccino abbia effetti collaterali indesiderati. È nel nostro interesse avere i vaccini il prima possibile ed è per questo che abbiamo incluso in questi contratti la possibilità di compensare i produttori di vaccini in caso di determinate responsabilità, spiega una portavoce. Il settore farmaceutico sostiene che l'obiettivo è quello di prevenire lunghe controversie e che il sistema funziona anche a favore dei pazienti. Gli esperti denunciano una mancanza di trasparenza e ritengono importante sapere esattamente che tipo di disposizioni sono contenute nei contratti. In gioco c'è la credibilità dei vaccini in un momento in cui proliferano le campagne antivaccinazione. Ecco, allora, dottor Crisarà, sono clausole, diciamo tra virgolette, inconsuete oppure è nel contratto una cosa normale? Questo? No, infatti si parla di responsabilità condivise. Cioè non è che viene scaricato completamente sullo Stato, viene condivisa tra l'azienda produttrice e lo Stato. Anche perché il vaccino, al di là di ogni altra cosa, in situazioni rare, in situazioni come dire, che esistono, può dare delle reazioni. Quindi ci può essere, queste diciamo sono delle clausole di salvaguardia che si fanno per eventuali risarcimenti e cose varie. Io sono sempre di un'idea che dovremmo abbandonare il pensiero complottista. Io non credo che la politica europea mette a rischio 650 milioni di persone. Posso capire magari che uno ha una diffidenza magari meritata, verso chi ci governa, chi ci ha governato, chi ci governerà in questo Paese, ma che si faccia una gara europea in cui si metta a rischio la sicurezza di un numero così grande di persone, la vedo veramente difficile come cosa. Certo, Crisarà. Intanto se la regia riesce a recuperare il messaggio che avevamo prima della pubblicità, eccolo qua, lo leggiamo assieme. Allora, buonasera, mi chiamo Adriano da Venezia, sto ascoltando la vostra trasmissione e mi ponevo una domanda: se i vaccini potrebbero essere pronti, come ha detto il professore, nel giro di 2 anni e più, allora mi domando, ma quelli che sono pronti ora a cosa servono? Solo per testarlo direttamente su di noi con il consenso-assenso o sbaglio? Allora, i volontari vengono reclutati storicamente tra i detenuti, cioè persone che possono avere un vantaggio per quanto riguarda uno sconto di pena con un tipo di collaborazione che li mette in una considerevole, comunque calcolata, percentuale di rischio. Storicamente è stato così. Lo Sputnik, ho letto, che è stato sperimentato su dei reparti, il vaccino russo, dei reparti dell'Armata Rossa che spontaneamente si sono resi disponibili per questo tipo di sperimentazione. Ecco, ma forse il telespettatore faceva riferimento ai vaccini che sono annunciati, nel senso, abbiamo sentito Domenico Arcuri, dice stanno arrivando. Io parlo per quanto riguarda i tempi normali che mi vengono, diciamo, raccontati dell'evoluzione dei vaccini storicamente consolidati. Su questo bisogna verificare poi il rispetto della tempistica, perché è vero che la tecnologia è sicuramente migliorata, le fasi però di sperimentazione, quelle sono
non potremmo altro che attendere. Già il terzo trimestre del 2021 mi pare già una data più accettabile sì, dal punto di vista di quello che insomma si dice su questo tipo di situazione. Però bisogna un attimo anche dire per esempio che non so se qualcuno di voi ricorda il vaccino italiano, quello Oxford, sì, certo. A un certo punto è stato bloccato perché c'erano state delle reazioni. Dei volontari avevano avuto delle reazioni, quindi anche qui non è che 650 milioni ma nel caso che se ne vaccinassero solo un terzo vengono usate come cavia. È chiaro che quello che diceva il dottor Leoni è che ci sono dei tempi di sperimentazione che di solito sono un po' più lunghi, però abbiamo anche delle tecnologie differenti, delle modalità di produzione differenti, quindi probabilmente giocano su questo per accorciare i tempi. Certo, ecco, oggi è la giornata, adesso volevo parlare anche un po' di quelli che sono i tamponi e le strategie da mettere in atto, diciamo tra virgolette, per arginare la pandemia. Proprio oggi è iniziato in Alto Adige scusatemi, passatemi il termine, un tamponamento di massa, tutta la provincia, sono stati invitati tutti i cittadini a partecipare a questa operazione per cercare di uscire, di allentare, perché ricordiamo che l'Alto Adige è zona rossa. È una strada che può portare effettivamente a una soluzione, il fatto di fare tutti contemporaneamente nell'arco di un fine settimana il tampone? Allora, tamponamento, rilevamento della positività, isolamento, blocco della trasmissione del virus, questa è la catena, diciamo. Tamponamento che normalmente ha riconosciuto a livello ministeriale ancora quello di tipo molecolare come affidabilità, sensibilità e specificità. Adesso qui parliamo invece dei tamponi rapidi, d'accordo? Che proprio in questi giorni sono al centro di una polemica proprio nel Veneto, di una problematica tra scienziati, tra diciamo, il professor Rigoli, che è responsabile della microbiologia di Treviso, che sostiene diciamo, l'assoluta sovrapponibilità diciamo, per quanto riguarda la sensibilità e efficacia dei tamponi rapidi, e il professor Crisanti dall'altra parte, che invece dà un tasso di errore fino al 30%, con un altro studio a Roma che è dato anche al 50%. È disorientante purtroppo avere queste informazioni e questi contrasti. A questo punto non possiamo altro che attendere, diciamo, di vedere com'è l'evoluzione sia per quanto riguarda i test rapidi, sia per quanto riguarda i cosiddetti autotest, per autosomministrazione. Allora la fermo perché sono stati presentati proprio qualche giorno fa qua in Veneto, abbiamo un servizio di Maurizio Colombo, il contributo numero 8, e lo ascoltiamo assieme appunto di che cosa si tratta. Un kit di analisi completo di piccolo tampone e fialetta di reagenti, e questo è il contenuto del cosiddetto tampone fai da te, un nuovo metodo diagnostico che, se venisse approvato nelle prossime settimane dall'Istituto Superiore di Sanità, potrebbe entrare nelle farmacie del Veneto e costituire così un elemento rivoluzionario per la diagnostica contro il coronavirus. Semplice da utilizzare, rapido a dare il risultato. Il cosiddetto tampone fai da te non sarà disponibile per l'acquisto prima di un mese, ma la sperimentazione su almeno 1400 persone è già iniziata. Luca Zaia orchestra la presentazione della nuova frontiera diagnostica come un abile comunicatore. Davanti alle telecamere porta il dottor Roberto Rigoli, direttore della microbiologia di Treviso e padre dei test antigenici, ma è lui stesso a dimostrare in diretta il funzionamento del tampone fai da te. L'idea che anima il progetto, già abbracciata in alcuni stati esteri, è che ogni cittadino possa acquistare il test in farmacia e svolgerlo in sicurezza e praticità a casa propria, senza dover inserire il tampone troppo in profondità. Questa è la scatola. La scatola si apre, al suo interno che cos'ha? 4 cose fondamentali. La saponetta, una provetta che ha già il reagente dentro e un tamponcino. Poi c'è la quarta cosa che è il sacchetto per la spazzatura. Allora, tamponcino, 5 volte per narice, si apre
la provetta che ha già il suo reagente qua dentro, si strizza un po' la provetta che è morbida e quindi in modo tale da strizzare il tamponcino si butta via, si richiude la provetta, si apre il beccuccio più alto della provetta che ha il dosatore, 4 gocce, sta già colorando, dà già la stringa del negativo. Sono 2 stringhette, se escono 2 stringhette c'è la positività, se ne esce una sola esce solo la barra del controllo. Attualmente l'efficacia del test sta venendo verificata sui primi 1400 soggetti. Questa fase durerà ancora qualche settimana e se dovesse dare i risultati sperati, il tampone fai da te dovrà ricevere il benestare dell'Istituto Superiore di Sanità per essere distribuito nelle farmacie. Al momento la fase di sperimentazione sta dando risultati incoraggianti. Fin d'ora pare chiaro che, come ogni test antigenico, al tampone deve seguire a stretto giro l'analisi con reagente. Se io faccio passare del tempo tra la raccolta del tampone, quando ho fatto il tampone, e l'esecuzione del test, il test diventa inaffidabile. Se viene eseguito subito è affidabile. Un progetto a cui la microbiologia di Treviso lavora da giugno e che, se il percorso dovesse andare a buon fine, potrebbe portare nelle farmacie regionali un kit di tampone con costo inferiore ai 3 euro. A quel punto entrerebbe in gioco la responsabilità individuale. Tutto si basa sul senso civico, se diventeranno dei prodotti a larga diffusione ognuno poi se li farà, un po' diciamo la tracciabilità se ne va un po' scemando, no? Perché poi ognuno riuscirà a farsi il test e deciderà se andare dal suo medico, se mettersi in isolamento. Già 5.000 kit sono pronti nei magazzini della sanità regionale. L'introduzione di questi test alleggerirebbe molto il superlavoro dei Covid Point e dei medici di base. Anche dei medici di base, Crisalà. Sì, soprattutto... Voi adesso state facendo i tamponi? Oggi hanno pubblicato i dati in Regione, sono stati dati in Regione, contrariamente a tutto quello che è successo, il 98% dei medici di famiglia ha aderito a questa cosa, anche se operativamente sono messi nelle condizioni di farlo il 60%. Siamo già a 37.000 tamponi fatti, 5.000 positivi, Padova ha il primato nel numero dei tamponi fatti, ma sta andando bene in tutta la regione. E sicuramente questo aiuta, ma bisogna mettere, come dire, al posto giusto che cosa significa il tampone, perché quello che faranno in Alto Adige è un'ottima operazione per la giornata di domani e di dopodomani. Poi da lunedì basta che ne scappi uno e si ricomincia. E siamo a punto da capo. Certo. Cioè, quello che bisogna che sia chiaro è che il tampone fotografa una situazione in quel momento. Non significa che non l'ho avuto, non significa che non lo avrò, significa che in quel momento non ce l'ho e non è neanche sicuro, perché se non faccio passare da almeno 48-72 ore dal probabile contagio, il tampone mi risulta negativo lo stesso, mentre io sono già stato contagiato. Ecco, quindi sono tutte delle cose un attimo delicate. E se posso dire un'altra parola, ci alleggerirebbe molto, ma veramente tanto, il lavoro se i vari virologi, microbiologi, i vari cosi stessero un pochino più nei laboratori a discutere tra di loro e non in televisione e sui giornali, perché queste notizie contraddittorie che circolano in continuazione creano allarme sociale, creano difficoltà anche nel fare, perché io non lo so e non ho le competenze per entrare nella polemica 50, 60, 80%. Io so che questo è un metodo validato dall'Istituto Superiore di Sanità, parlo del tampone rapido, è validato dallo Spallanzani. Io, facendo il medico, ho bisogno di strumenti, non mi metto a discutere sugli strumenti partendo dal presupposto che non mi mettono in mano una pistola che mi esplode in faccia, e almeno parto da questo presupposto. E non posso neanche combattere durante il giorno per togliere i dubbi e le paure alla gente che sente,
perché da domani quale sarà il problema? Che chiunque dirà, ah, io voglio il tampone, sì, ma quello buono, non quello di seconda scelta. E lì si riapre un'altra questione che non finisce mai. Quindi secondo me questi scienziati di altissimo livello che hanno grande competenza, le discussioni però le devono fare in accademia. Il messaggio che deve uscire deve essere un messaggio certo, un messaggio validato, un messaggio che non mette alla paura della pandemia, mette anche il dubbio che non si è curati bene, perché diventa il caos, quello che sta succedendo, e diventa anche però un alibi, non solo per i negazionisti, ma per quelli che non hanno nessuna voglia di adeguare i propri comportamenti alle necessità collettive. Certo, sono maleducati e questo comporta una grossa problematica, però spesso gli scienziati quando parlano in televisione vengono fraintesi, perché loro parlano anche, diciamo, ponendo delle problematiche e affrontando parzialmente il problema. È il cittadino che non è in grado spesso di recepire il messaggio scientifico. Perché se uno dice ma in clinica non ho più pazienti ammalati dal Covid, non vuol dire che il Covid non c'è. Cioè questo problema, non abbiamo una preparazione mediamente scientifica che possa consentire di capire perfettamente quello che dicono certi scienziati. Ma di questo gli scienziati ne devono tener conto. Certo. Perché non parlano mai, in televisione non parlano in un'aula universitaria dove hanno studenti o dove hanno altri discenti che possono capire. La grande massa lo sa meglio di me che fate questo lavoro, è gente che non ha competenze. Cioè, a me se mi parlassero di come hanno costruito il ponte Morandi e mi spiegano le portanze, gli scavi, io non ci capisco niente, mi arrendo e dico vabbè. La mia domanda è, ci posso passare sopra senza che venga giù un'altra volta? Certo. E loro questo mi devono dire. Non devono fare la discussione se è meglio il cemento o è meglio l'acciaio in mia presenza. No, ma poi il ponte Morandi fu collaudato e collaudato seriamente, perché ci sono problematiche che sono diverse. Un conto è dire in questo momento sta su, ma se io vado ad analizzare il materiale con cui l'ho costruito o come l'ho costruito mettendo dei travi in diagonale in cemento armato, non esiste al mondo che un trave in cemento armato possa reggere posto in diagonale. Lo metto verticale e lì ho una pressione verticale che ho uno scarico diverso e questo ma era anche una delle revisioni che aveva fatto lo stesso Morandi, aveva dubbi, cioè aveva certezze sul tenuto del ponte. Ma nessuno gli ha dato retta successivamente. Io parlavo da utente, non parlavo da chi. E quello che dicevo è che il linguaggio di divulgazione in questo caso deve essere un linguaggio comprensibile, non contraddittorio, perché poi alla fine... Si parlano tra di loro. Sì, però si parlano davanti a chi guarda e dice ma a me domani mattina che cosa mi succede? Cosa devo fare? Cosa mi succede a me domani mattina? Ma uno poi capisce quello che gli interessa capire, questo è l'altro aspetto. Ancora. Leoni, a lei il compito di chiudere questa parte dedicata al Covid. Non abbiamo parlato degli ospedali. Qual è la situazione vera degli ospedali? Perché anche qui ci sono, sulle terapie intensive, ci sono... Sì, però non le posso dire delle cose confortanti, per la verità, perché i dati recenti che 2 giorni fa danno un superamento ormai in 17 regioni per quanto riguarda la soglia di attenzione per il tasso di occupazione in terapia intensiva oltre il 30%. In particolare per quanto riguarda Piemonte, Lombardia, Val d'Aosta, provincia di Bolzano. E poi c'è anche il problema della progressiva trasformazione dei reparti di medicina, diciamo, in reparti Covid. Siamo arrivati, leggevo, fino al 90% in Piemonte e in Val d'Aosta. Cioè vuol dire che gli ospedali stanno trasformando con una certa rapidità
in ospedali solo per pazienti Covid. Ancora in Veneto la situazione non è così grave, ma basta che guardiamo un attimino più attorno a noi, la situazione è decisamente peggiore rispetto ai dati di 15 giorni fa, di un mese fa. Quindi siamo al limite in Veneto. Sì, ancora, diciamo, i dati sono ancora sotto il 30% come tasso di occupazione, ma il problema più grosso è il trend, cioè com'è l'evoluzione da adesso fino a dicembre, fino a Natale. Ed è per questo che la Federazione Nazionale con il Presidente Anelli ha chiesto il lockdown, l'area rossa generale in tutta quanta l'Italia pochi giorni fa. Una situazione drastica, d'accordo, una situazione pesante dal punto di vista economico, ma una situazione che vuole essere una ratio, diciamo, per invertire la tendenza, perché la tendenza è un crescendo. C'è stato un leggero miglioramento per quanto riguarda il fattore RT di questi ultimi giorni, perché sono passati circa 2 settimane e 20 giorni dal primo DPCM Conte della fine di ottobre, perché noi vediamo sempre gli effetti dei DPCM circa 15-20 giorni dopo per quanto riguarda il calo della situazione del conteggio dei positivi, ma il problema è la gente che muore e l'occupazione degli ospedali, e quelli sono, diciamo, in crescendo. C'è stato un leggero calo per quanto riguarda i decessi, però l'occupazione degli ospedali e dei letti è in aumento e non sono posti infiniti. È vero che ci va solo lo 0,4% dei positivi contro il 4% della prima ondata, ma se aumentiamo a dismisura il numero di positivi, qualcuno dentro ci va, e il 30% dei pazienti che va in terapia intensiva muore. Sono situazioni un po' pesanti da considerare. Questo è un dato importante, questo è un dato importante. Allora ci fermiamo qui perché il tempo è scappato via. Grazie al dottor Giovanni Leoni per essere stato qua con noi e grazie al dottor Domenico Crisara entrambi per la vostra presenza. Per i telespettatori facciamo un break pubblicitario e poi torniamo con la nostra rubrica del Memento. Questa sera torniamo ad occuparci dei tanti cittadini, decine di migliaia di cittadini che sono rimasti truffati dai crack bancari, diciamo così, dalle banche. A tra poco.